Ed eccoci qua ragazzi, c'è gran fretta qua di uscire e niente, adesso uscirò a bordo dell'OM Super Orione qua di Carlo Marazzato, adesso si sale, niente dai, eccolo qua, OM Super Orione, guardate qua che inquadratura, da un 682 passiamo un Super Orione, eccolo qua, adesso saliamo, ecco qua, così niente, possiamo dire che abbiamo fatto il viaggio qua col Super Orione, eccolo qua ragazzi, spettacolo. Vai Giuliano, siamo adesso pronti Marvi? vai tranquillo, insomma qua ci vuole, ecco qua Giuliano, ragazzi, Giuliano Bologna lo conosce un po' tutti, qua sul camion, cabina, un po' di caldo, eccolo qua, Via. vai tranquillo Giuliano. Vediamo un po' qua, eccolo qua, tanto attenzione qua, vecchio Marvi, eccolo qua, vediamo Giuliano, com'è Giuliano? Va bene? Va bene? Sì, va bene. È più facile guidare un Super Orione o un 682? Tutte e due sono belli da guidare, però il Super Orione ha il suo fascino, l'8 cilindri a V ha un rumore distinto. Ecco qua ragazzi, siamo cabina Super Orione, 3 assi per linee qua, prendiamo un'ora anche a Carlo Marazzato del suo grande impegno, insomma. E niente ragazzi, quella spia rossa che si accende, cos'è che è? È la Dinamo. È la Dinamo. Ma non è proprio facile, insomma. Il problema è che quando non ci sarà più Giuliano, chi è che guiderà sti camion? Perché i giovani d'oggi, no? Abituati all'elettronica. Impareranno. Adesso Mauro cosa dice? Non è così difficile guidare. Eccolo qua ragazzi, poi abbiamo il Super Orione qua. Tagli. Giuliano, eccolo qua. Camion all'avanguardia al tempo? Sì. Allora quando ero uscito sì, era il mezzo più potente di allora, dei tempi. Beh, un 8 cilindri era già... Senti come canta. Vi faccio sentire un po' le cambiate, il rumore, poche parole, perché Super Orione è Super Orione.
sai, uomo di fiducia di Carlo Marazzato, la seconda è l'unico che sa trattare i mezzi come gioielli. Ragazzi, con questo il vecchio Martin vi saluta. Adesso andiamo appunto a Montecchio, a spasso con il Super Orione, spettacolo. Ciao a tutti e niente, viva Giuliano, finché c'è qua, dobbiamo sfruttarlo, lui si diverte sempre come un ragazzino, quello che non ritornare indietro. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo.